È giovedì 7 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, come sempre la nostra mattinata comincia con le notizie di cronaca. Si indaga a Piazza Armerina per ricostruire gli ultimi momenti di vita di una quindicenne che si è tolta la vita impiccandosi con una corda all'altalena. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoto per istigazione al suicidio. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. Una città sotto shock, così si presenta Piazza Armerina nell'Ennese dopo la tragica notizia del suicidio di una giovanissima, una ragazzina di 15 anni che si è tolta la vita impiccandosi con la corda di un'altalena nella casa di campagna di famiglia. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social, il sindaco Nino Cammarata parla di ferita che lascia un vuoto profondo. Oggi è il momento del cordoglio, scrive in un post, ma sarà necessario come comunità riflettere insieme su quanto accaduto. Quello che stanno facendo in queste ore gli inquirenti, indagini per cercare di capire se dietro al suicidio ci sia un travaglio indotto da una o più persone che avrebbero fatto vivere alla giovane un momento di grande difficoltà o di vera e propria prostrazione, una qualche forma di bullismo culminata nel drammatico gesto. Per questo stanno ascoltando amici e compagni di scuola, parenti e insegnanti mentre si apprestano a passare al setaccio telefoni e supporti informatici. Sotto osservazione le chat e i messaggi alla ricerca di tutto ciò che possa fare luce sui tormenti della ragazzina che si era trasferita dal nord Italia con la famiglia solo qualche mese fa. Niente viene al momento escluso dagli investigatori. Si segue tra le altre anche la pista che l'avrebbe potuta vedere vittima di una illecita condivisione pubblica di immagini private e intime. La procura di Enna ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di istigazione al suicidio. A scoprire il corpo della ragazza che era uscita in anticipo da scuola, frequentava l'istituto superiore, è stata la madre, di rientro dal lavoro. Inutili i soccorsi, con il medico a bordo dell'ambulanza che ha provato a rianimarla per oltre mezz'ora. E di devianza giovanile, di bullismo, di cyberbullismo parleremo nel corso della mattinata con Don Fortunato Di Noto. Intanto vado da Emanuela per i quotidiani su questo drammatico evento. Sì, la troviamo questa notizia sulla Sicilia di oggi, vediamo il titolo: vittima di un caso di revenge porn, il cellulare in mano agli inquirenti, aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio dopo la morte della quindicenne avvenuta appunto a Piazza Armerina. E poi andiamo anche a vedere la Gazzetta del Sud che scrive: esce da scuola e si impicca, ipotesi di istigazione al suicidio. La tragedia di una quindicenne vittima di una storia ancora oscura tra video e ricatti a sfondo sessuali, trovata con una corda di altalena al collo nella casa di campagna della famiglia, come sentivamo. E poi ti faccio vedere anche il Corriere della Sera, perché questa notizia è stata ripresa da tutti i quotidiani nazionali. Ragazza di 15 anni si toglie la vita, l'ombra del revenge porn, e il Corriere parla di una lite con la compagna su un video sospetto, sequestrati cellulare e computer. Lei appunto aveva chiesto di poter tornare a casa, era a scuola, dicendo che non si sentiva bene. La madre era andata a prenderla, l'aveva lasciata sola in giardino ed era uscita per fare la spesa. Al ritorno l'ha scoperta appunto la corda attorcigliata al collo, il corpo ormai senza vita. Le reazioni, vediamo, parla la preside, dice aveva ottimi voti, siamo turbati, il sindaco dice dobbiamo riflettere. E adesso le altre notizie: 3 presunti scafisti sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla procura di Agrigento per aver procurato in concorso tra di loro l'ingresso illegale in Italia di 24 tunisini, tra cui anche 3 minori ed una donna. I 3 tunisini hanno trasportato su un peschereccio i migranti giunti in prossimità delle acque italiane, poi hanno trasportato il gruppo su un barchino di ferro al traino che fino a quel momento era rimasto vuoto, e i 3 indagati sono adesso nel carcere di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida. Ancora cronaca: i carabinieri di Messina Tremestieri, del reparto anche dei forestali, hanno denunciato un 50enne con precedenti per esercizio della caccia con mezzi vietati, ricettazione e maltrattamento di animali. È stata una telefonata al 112 a segnalare per l'appunto che nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse si trovavano trappole per volatili e strette gabbie con 3 uccelli rinchiusi. I militari hanno sequestrato anche reti con 2 cardellini rimasti impigliati. I volatili erano utilizzati come zimbelli
cimbelli e con il loro canto facevano da richiamo ad altri volatili da cacciare. Gli uccelli sono stati liberati. Adesso parliamo della siccità, da crisi idrica. La Regione ha incontrato i cittadini di Enna, Caltanissetta ed Agrigento che ieri hanno manifestato davanti a Palazzo d'Orleans. Pozzi, autobotti e reti idriche, le priorità come primi interventi che sono stati individuati. La perforazione di nuovi pozzi, l'acquisto di autobotti e vari interventi sulle reti idriche grazie a stanziamenti di circa 100 milioni di euro complessivi, il rifacimento delle reti idriche nelle città di Agrigento e Caltanissetta. Eccoli gli interventi assicurati ai manifestanti di oggi davanti Palazzo d'Orleans, cittadini e associazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, dall'assessore regionale dell'energia Roberto Di Mauro, il capo di protezione civile regionale Salvo Cocina, il capo di gabinetto della presidenza della regione Salvatore San Martano, che hanno incontrato le delegazioni proprio dopo i cori vibranti davanti Palazzo della Regione. Con l'innaffiatoio facciamo le docce per risparmiare l'acqua. Scusi il francesismo, incazzate, perché non è normale nel 2024 avere l'acqua ogni 6 giorni solo per l'incapacità e l'inadempienza dei gestori. Assicurare la disponibilità di acqua a tutti i siciliani e alle attività produttive è una priorità assoluta del mio governo e continuiamo a lavorare senza sosta per questo. Ha commentato così il presidente della regione Renato Schifani, non presente alla riunione perché impegnato in aula all'ARS per l'esame del disegno di legge sulle variazioni di bilancio. È stata inoltre ribadita la determinazione del governo Schifani a riattivare attraverso procedure d'urgenza i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e installare 3 moduli temporanei di dissalazione entro giugno. Emanuela, la crisi idrica è sempre un tema di grande attualità, i quotidiani ogni giorno trattano di emergenze. Sì, vediamo su Repubblica Palermo Schifani che dice non ci dormo la notte, queste appunto le parole del governatore per quanto riguarda la Sicilia senza acqua. In piazza abbiamo visto la protesta davanti a Palazzo d'Orleans di cittadini esasperati, il presidente punta tutto sui dissalatori che saranno pronti entro agosto, questo secondo quello che dice appunto Schifani. E poi andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud, anche qui la manifestazione a Palermo dei territori di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, prove tecniche per staccare l'Ancipa, il grido d'aiuto di 3 province che stanno soffrendo la sete da diversi mesi. L'assessore Di Mauro chiede ai sindaci di lavorare sodo, Schifani punta appunto sui dissalatori. Torniamo alla cronaca perché a Comiso, nel Ragusano, c'è stata un'esplosione davanti a un'agenzia di pompe funebri. C'è tanta paura, danneggiate anche alcune abitazioni limitrofe, fortunatamente nessun ferito. Sta indagando adesso la polizia. Paura nella notte a Comiso. Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d'ingresso di un'agenzia di pompe funebri in via Attilio Regolo. L'esplosione ha creato un forte boato e allarmato in molti cittadini della zona. E a voi che cosa ha causato? Io avevo la macchina qua parcheggiata e mi ha rotto il parabrezza. E a casa? E i vetri di là sopra tutti li ha rotto. Ho sentito in campagna, ma nel Mureccaccio sono 1,5 chilometri. Erano le 2 meno un quarto. Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra dove si trova l'agenzia e l'onda d'urto ha causato la rottura dei vetri degli appartamenti limitrofi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Partendo dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. Emanuela, Comiso sconvolta per questo, quello che è un attentato, un vero e proprio attentato. Sì, Angelo, magari vediamo tra poco le altre notizie così. Allora vengo da te fra un istante perché prima dobbiamo fare un altro servizio. Vediamo Trump, le reazioni a Catania alle elezioni di Donald Trump, come è stata accolta la notizia dai siciliani e dai catanesi in particolare in questo servizio, una sorta di mini sondaggio fatto dal nostro Tonino De Mana.
Donald Trump è il 47esimo presidente americano e torna alla Casa Bianca dopo aver battuto Kamala Harris. Un successo quello del tycoon americano certificato dai numeri con le schiaccianti vittorie in Pennsylvania, North Carolina e Georgia. Cosa cambia adesso? E soprattutto, quali sono le aspettative dei siciliani? Lo abbiamo chiesto a caldo in un mini sondaggio a Catania. Io temo che purtroppo andremo a peggiorare la situazione mondiale, perché di certo non è una persona che cercherà di risolvere i conflitti, anzi tutt'altro. Io lo approvo, secondo me, perché è molto meglio di Biden. Non cambia nulla perché secondo me si torna indietro, però poi parleranno secondo me i fatti. Per l'Europa secondo me non cambia niente, perché per come siamo messi ora, se non ci diamo una svegliata ideologicamente sarà lo stesso, o Harris o Trump. Secondo me dobbiamo darci una svegliata noi. Gli americani rimpiangeranno Biden? Assolutamente no. In campagna elettorale ha detto: io in 24 ore fermerò la guerra in Ucraina, e adesso? E adesso penso che non sia vero, penso che la guerra continuerà come continua anche in Palestina. Sul fronte delle guerre spero che migliori qualcosa, perché finora abbiamo visto un po' di passività in merito. Dicono che comunque non ci dovrebbero essere guerre, però non ne ho idea. L'America ha scelto, il mondo adesso guarda con interesse e curiosità al Trump bis. E allora il Trump bis è su tutti i giornali, chiaramente anche su quelli regionali. È l'apertura di tutti i quotidiani di oggi. Allora andiamo a vedere la Sicilia. Ecco, qui a volte ritornano, vediamo questa foto con Donald Trump al termine di questa lunga campagna elettorale che ha sancito la sua vittoria schiacciante sulla candidata Dem Kamala Harris, quindi la netta vittoria di Trump cambia gli scenari mondiali. Fermerò le guerre, queste le sue prime parole, per l'America comincia un'era d'oro. Harris telefona al suo rivale, resa dei conti in casa Dem e poi effetto sull'Italia di questo voto americano. Meloni cauta, invece Salvini esulta. Salvini che fin dal primo momento si è schierato dalla parte di Donald Trump. E poi vediamo anche le altre notizie. Abbiamo visto appunto il caso di Piazza Armerina con questo presunto caso di revenge porn, ancora la crisi idrica e poi la poltrona contesa, ancora la procura di Catania sotto i riflettori. Curcio si insedia entro 7 giorni, ricorsi rinviati. E poi vediamo ancora l'inchiesta che è stata pubblicata ieri dal quotidiano La Sicilia a proposito dei finanziamenti agli spettacoli dell'isola, alle manifestazioni, agli eventi. Per gli spettacoli fantasma, scrive oggi La Sicilia, contributi anticipati all'80%. Inchiesta sui fondi, parla Auteri, deputato di Fratelli d'Italia, che ieri appunto era stato citato in questa inchiesta, in questo articolo a doppia firma di Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo. Lui dice oggi nessun sistema. Poi vediamo ancora nel taglio alto altre notizie di cronaca. A Catania, topi a spasso al liceo Boggiolera, il video appunto dei roditori che si trovavano in questo istituto scolastico. A Calatabbiano, per la cronaca, picchiata e sequestrata per un debito di droga. Andiamo a vedere all'interno intanto la prima pagina di Catania. Beni acquistati con i soldi della mafia. Turi Ciuri è uno dei personaggi storici e di vertice del gruppo mafioso di San Giovanni Galermo. Clan Santa Paola ha confiscato il tesoro da $500,000 del boss Salvatore Fiore, fissato l'appello. E poi vediamo qui i topi a spasso tra le aule del liceo Boggiolera di Catania, la denuncia di Consitalia che lancia un appello alle istituzioni: si intervenga con urgenza. Ieri a Piazza Lanza, evasione lampo, 23enne fugge e va dalla madre, ma è stato beccato, quindi è tornato in galera.
Andiamo a vedere anche il dibattito sempre aperto sugli archi della Marina. Gesualdo Campo e Salvo Fleres questa volta sono il favorevole e il contrario di turno all'abbattimento appunto degli archi, appunto una nuova puntata del dibattito che propone la Sicilia su quest'opera che secondo alcuni andrebbe demolita per fare largo ad una viabilità diciamo più fluida. Dall'altro lato invece poi ci sono i nostalgici che invece vogliono mantenere i tradizionali, i famosi archi della Marina. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Giornale di Sicilia. Ecco, dicevamo, l'apertura oggi è dedicata a Trump da parte di tutti i quotidiani. Ve la do io, l'America, meno tasse ai migranti, più dazi e trivelle, l'impegno contro le guerre, riparte l'era Trump. Il candidato repubblicano trionfa e torna alla Casa Bianca dopo 4 anni. Disfatta Harris e ora cambia la geopolitica mondiale, lo vediamo qui assieme alla moglie Melania. E poi gli sconfitti, resa dei conti tra i democratici, Biden ha grosse responsabilità, dito puntato contro l'ex presidente degli Stati Uniti per questa disfatta appunto del Partito Democratico. E poi ci sono gli elogi da Le Pen a Orban da parte dei big mondiali, Mosca pronta al dialogo ma sull'Ucraina non si arretra. Poi magari vedremo meglio questi temi. Intanto restiamo sulle notizie regionali, Ars impantanata sui fondi per i deputati. Il voto slitta a oggi, non c'è l'accordo su quei famosi 80 milioni appunto che era un tesoretto, così un pacchetto da dare ai deputati che potevano gestire per investire questi soldi nei loro territori. Strada in salita intanto per la manovra. E poi movida violenta a Palermo, 20enne arrestato per le coltellate a un coetaneo in un pub, il movente, uno sguardo di troppo. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, anche qui il ritorno di Trump e ora si chiede alla Gazzetta del Sud, il 47esimo presidente degli Stati Uniti, un trionfo, più di 300 grandi elettori e il 52% del voto popolare, il flop Harris e le ripercussioni sul Congresso. Fermerò le guerre e avanti tutta con il programma su fisco, aborto, clima e ingressi illegali, che erano i punti chiave appunto della campagna elettorale di Trump. Poi veniamo alle notizie invece siciliane. A Taormina sequestrarono e malmenarono una quarantenne, arrestate 3 donne. La spedizione punitiva per un debito di droga. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno pure notificato 2 obblighi di dimora. A Barcellona la crisi, mancano i vigili urbani, polizia municipale ridotta all'osso, 4 ausiliari che vengono nominati vigili. E poi a Sant'Agata di Militello, siamo nel Messinese, l'ex colonia di Iria diventerà una cittadella per disabili. Vediamo nel taglio alto a Milazzo la lettera dell'arciprete del Duomo all'arcivescovo Accolla, Francesco Salmeri sia beatificato, morì a soli 15 anni, gli viene attribuita una guarigione miracolosa. E poi a Messina il giro di droga a fondo fucile, 17 condanne e 3 assoluzioni. A Messina, IMU non pagata, l'IACP deve versare a Palazzo Zanca 3 milioni di euro. Vediamo all'interno della Gazzetta del Sud questa notizia, perché ancora su Stromboli aleggia la maledizione della fiction, così scrive oggi il quotidiano. Poche ore di pioggia trascinano ancora fango, detriti e macigni sull'abitato di un'isola senza più difese naturali. Le conseguenze del rogo, ricordiamo che era scoppiato sulla set di Sempre Alto Fianco, questa fiction sulla protezione civile. Il sindaco Gullo parla di emergenza nazionale. Stromboli che non riesce più a riprendersi da quando appunto è scoppiato e divampato questo incendio che ha causato la perdita di buona parte della flora appunto dell'isola, e questo purtroppo causa ad ogni pioggia queste valanghe di fango sulle abitazioni.
Andiamo a vedere la prima pagina anche di Repubblica Palermo, l'apertura, vediamo la partita del green, boom delle rinnovabili, i dati Unioncamere, in un anno ha aumentato di 5 volte il numero delle imprese, di 10 quello degli occupati, i grandi gruppi e le start-up che investono sull'isola. E ancora i progetti e i rischi, la sfida dell'eolico offshore nell'Egadi, il più grande parco del sud, il fotovoltaico e i dubbi legati al paesaggio. Silvestrini, la politica guidi il cambiamento. E poi la Sicilia senza acqua, mamme in piazza, Schifani che appunto dice non ci dormo. Vediamo anche per la cronaca, a Palermo 9 coltellate per uno sguardo, in manette un ventenne. Poi il caso delle scarcerazioni, si torna a parlare su questi permessi premio e sulle scarcerazioni dei boss che adesso puntano alla libertà condizionale. Andiamo a vedere questa notizia. Il piano dei padrini condannati all'ergastolo. Dopo i permessi premio, ecco il nuovo obiettivo, quello della libertà appunto condizionale. Le prime istanze ai tribunali di sorveglianza sono già partite. Alcuni mafiosi come Alfano e Formoso puntano alla sospensione della pena. Grazie. Ci fermiamo qui, così attiviamo il collegamento con la polizia stradale. Torniamo da te fra poco, però ci sono le pagine nazionali, le testate nazionali da vedere. Andiamo allora a Lentini, dove c'è il vice ispettore Nada Truglio. Buongiorno ispettore, buongiorno. Sappiamo che la situazione delle strade, chiaramente di vostra competenza, strade, autostrade di vostra competenza, qual è questa mattina? Sì, innanzitutto buongiorno, segnaliamo sulla 18 Messina-Catania, in direzione Catania, un incidente stradale autonomo, nei pressi dello svincolo di Roccalumera. La pattuglia è già sul posto e l'incidente è in via di risoluzione. Altro incidente sulla tangenziale di Catania, tra gli svincoli di San Gregorio e Gravina, in direzione Siracusa. Anche qui la pattuglia è sul posto, è intervenuta per i rilievi. Mentre sull'autostrada Messina-Palermo, è finalmente riaperta la galleria Calavà, pertanto al momento si transita regolarmente. Tuttavia precisiamo che fino al 21 novembre il tratto compreso tra lo svincolo di Patti e quello di Brolo verrà chiuso ogni sera dalle ore 22 alle ore 6 in direzione Palermo. Invece il traffico intenso e rallentamenti si registrano sulla 18 all'uscita di Canalicchio in direzione Catania Centro. Sull'autostrada Catania-Palermo persiste ancora la chiusura dello svincolo di Enna in uscita per chi proviene da Catania e in ingresso in direzione Palermo. Le uscite consigliate per raggiungere Enna sono quella di Mulinello e di Vittaino. Ora, prima di salutarvi, vi ricordiamo qualche consiglio di sicurezza. Ricordiamo che quando viaggiamo in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, per la nostra e la loro sicurezza è necessario trasportarli in apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo a evitare intralcio o distrazione per chi ha la guida. Dalla Polizia Stradale è tutto, vi auguriamo buon viaggio. Grazie allora alla dottoressa Nada Truglio, che è la responsabile del distaccamento di Lentini della Polstrada della Sicilia orientale. L'appuntamento è a domani mattina per gli altri aggiornamenti. Adesso vediamo, come sempre facciamo a quest'ora nella nostra mattinata, la situazione del traffico sulla circonvallazione di Catania, con il serpentone di automobile che procede ad andatura piuttosto lenta, ma chiaramente l'ora di punta sia in direzione Ognina che in direzione est che in direzione ovest, sia in direzione ovviamente di Mister Bianco, per intenderci anche verso il Policlinico proprio di Catania. È il momento di fermarci, perché fra poco ci sarà ancora rassegna stampa con Emanuela Corsi e vedremo le notizie nazionali e internazionali sui quotidiani nazionali italiani. Buongiorno Sicilia, il momento della rassegna stampa nazionale e internazionale. Occhi puntati naturalmente sull'America, abbiamo già visto
un anticipo di quella che sarà la rassegna stampa nazionale, perché chiaramente si parla delle elezioni presidenziali americane, la vittoria schiacciante di Trump, e allora vediamo la stampa: America è tornato. Questo è il titolo: secondo mandato per Trump dopo il 2016, è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Donne, ispanici, islamici e neri tradiscono la candidata Dem Kamala Harris, e quindi vediamo così, con la sconfitta di Harris tramontano Obama e i Clinton. Kamala chiama il vincitore, cosa che non ha fatto subito, lo ha fatto soltanto ieri. Il suo staff incolpa però Biden, che ha perso tempo. È stata, diciamo, una campagna elettorale un po' particolare, quella del Partito Democratico, perché sappiamo bene che inizialmente il candidato era il presidente uscente, appunto Biden. Soltanto all'ultimo minuto, diciamo, ha deciso di ritirarsi in favore della sua vice. E poi le reazioni: Meloni, Salvini, Conte, Schlein, la Casa Bianca che spacca i poli, lo stop alla fornitura di armi a Kiev divide premier e leader leghista. Ora andremo a vedere un po' anche su tutti i temi, anche quello delle guerre, cosa dice Trump e quali sono anche le reazioni degli altri leader politici internazionali. L'America di Trump, questo è il titolo invece del Corriere della Sera: storico bis alla Casa Bianca. Lui, tra le prime cose che ha detto c'è questa: fermerò le guerre, vittoria anche nel voto popolare, Harris ammette la sconfitta ma non ci arrenderemo. E poi la telefonata tra Donald e Meloni. Restiamo su questa pagina, faccio vedere anche un'altra notizia: crisi di governo a Berlino, il rischio di voto anticipato. Scholz ha licenziato il ministro Lindner e quindi insomma in Europa c'è un po' un equilibrio precario, come vediamo soprattutto in Germania. Andiamo a vedere adesso all'interno, quindi la vittoria di Trump è un mandato potente, così lo ha definito lui, tra la gente di Trump. Gli ospiti in piedi per 10 ore pur di ascoltare il vincitore, che parla soltanto quando le TV riconoscono il suo successo. La deputata Stefanik: che grande giorno per l'America, e qui lo vediamo appunto sul palco, la foto la vediamo anche a pagina 3. Donald cede la parola solo al vice Vance e a Wiles, la manager 67enne della sua campagna elettorale, con lo stratega, la civita e l'artefice del trionfo. Nella sala della festa, con il presidente eletto, tra fan e invitati speciali, un movimento enorme. Questo è il racconto che oggi fa appunto il Corriere della Sera durante i festeggiamenti per questa vittoria. Ma intanto andiamo a vedere che cosa, al di là della festa, che cosa succederà in America, ma anche nel resto del mondo, soprattutto in Europa. Quali saranno le conseguenze? Perché la prima cosa che lui ha annunciato, uno dei suoi cavalli di battaglia, è quello dei dazi e tasse. Cosa cambia? Il piano per ridurre il prelievo fiscale al 15% su chi investe negli Stati Uniti. Il possibile impatto sul debito, che potrebbe salire fino a 14.000 miliardi, l'incremento delle tariffe sulle importazioni del 20% per i paesi alleati. Questo è un dato che riguarda soprattutto l'Italia, che ricordiamo è uno dei maggiori paesi che esporta, fino al 60% per i beni provenienti dalla Cina. Quindi da un lato c'è fiducia, dall'altro c'è molta preoccupazione. E poi, ecco qui, l'Unione Europea come ha reagito? Niente allarmi, noi adulti e vaccinati, esultano i sovranisti, ma c'è il silenzio di Putin. Orban è stato uno dei primi, il leader ungherese, a complimentarsi con Trump, a chiamarlo necessaria, dice, una nuova strategia dell'Europa.
E poi la sconfitta, un dato che è stato sottolineato è un po' questo, la sconfitta delle donne, perché per la seconda volta una donna cerca di arrivare alla Casa Bianca. Ricordiamo, prima fu Hillary Clinton, adesso Kamala Harris, ma ancora l'America non riesce a come dire, dare questo segno di rottura. Ecco, Hillary e Kamala, perché nessuna è riuscita a rompere il soffitto di cristallo. Neppure il tema dell'aborto ha funzionato da traino. Dopo Clinton, un'altra democratica appunto non riesce ad arrivare alla Casa Bianca. Il 54% delle elettrici ha votato per lei, ma non è bastato. Tra l'altro, all'epoca Hillary si scontrò sempre con Donald Trump quando venne eletto per la prima volta presidente degli Stati Uniti, ma diciamo la differenza era inferiore, minima. No, tra le altre cose il voto popolare quella volta forse andò alla Clinton. Alla Clinton, esatto Angelo. Questa volta invece è stata una vittoria schiacciante sotto tutti i fronti, nonostante dei temi che appunto di Kamala Harris che toccavano soprattutto le donne, che toccavano soprattutto le minoranze, gli immigrati e quindi infatti adesso si punta il dito contro Biden. Vediamo guerra e pace secondo Donald, perché appunto il tema della guerra è stato uno dei primi che lui ha pronunciato sul palco per chiudere subito il fronte ucraino. L'unico modo sarebbe stare alle condizioni di Putin. Su quello medio orientale la carta potrebbe essere il rilancio delle trattative con i sauditi. E a proposito di guerre, ci sono due leader, Netanyahu e Zelensky, che il primo si è congratulato con Trump. Infatti leggiamo la gioia di Netanyahu, che si sente adesso più forte grazie a questa elezione. Ora un nuovo inizio per la grande alleanza di America e Israele. Il premier adesso pensa di avere le mani libere sull'Iran. Questa è una delle conseguenze dell'elezione di Trump per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, soprattutto la posizione di Netanyahu. I due leader hanno espresso soddisfazione per la vittoria del tycoon, ma sono su posizioni opposte. Bibi ha puntato tutto sulla vittoria dell'alleato, mentre a Kiev speravano in un altro risultato. E quindi vediamo l'altro fronte di un'altra guerra, quella in Europa. Zelensky, i suoi timori, che però si congratula. Dice: è stato impressionante, spero di lavorare con lui per un accordo giusto. Dietro le parole di facciata, la paura però di essere lasciati soli. Andiamo a vedere quello che dicevi tu, Angelo. Allora, Trump ottiene il favore del voto popolare, ottiene poi naturalmente la maggioranza dei grandi elettori, e l'exploit di Trump gli vale la riconquista del Senato. In bilico però la Camera, l'obiettivo è il pieno controllo, si deciderà in 22 distretti da New York alla California. Ecco, questa è un po' la situazione. Al Senato vediamo appunto i repubblicani che hanno la maggioranza, 52 repubblicani e 44 democratici. Sono 100 i membri del Senato, 4 indipendenti o da assegnare, mentre invece la situazione cambia alla Camera dei rappresentanti. I membri in totale sono 435, allo stato attuale 201 sono i repubblicani, 187 i democratici. Ci sono ancora 48 seggi da assegnare. E poi invece vediamo la cartina del voto, di come appunto sono stati dati i voti dei grandi elettori. In rosso come sempre i repubblicani, in blu invece gli stati Dem. Kamala Harris che si è fermata a 226 voti dei grandi elettori, e invece la vittoria, dicevamo, schiacciante, 295 per Trump, quando ne bastavano 270 per conquistare appunto la Casa Bianca. Nel 2020 il 90% degli afroamericani scelse Biden
per Harris non sono arrivati all'80%, ed è strano perché appunto Kamala Harris è una rappresentante anche dell'etnia afroamericana. Rivolta degli arabi, plebiscito per la vicepresidente soltanto nella capitale, dove ha raggiunto il 92%. Cambiamo velocemente, facciamo vedere qualche altro titolo. Ci siamo dilungati parecchio sul Corriere. Trump al bis, scrive il Sole 24 Ore, sarà l'età dell'oro. Intanto Wall Street vola, ma soprattutto volano le azioni di Tesla, perché Elon Musk è stato il più grande supporter appunto della campagna elettorale di Trump. Cadono però i bond, e poi la Repubblica sceglie questo titolo: sono tornato. Vediamo gli occhi, lo sguardo anche forse un po' minaccioso in questa foto qui di Trump, di nuovo presidente degli Stati Uniti. 8 anni dopo la prima elezione l'amico Musk guadagna in un giorno appunto 13 miliardi in borsa, quindi le sue azioni in un solo giorno gli hanno consentito di guadagnare solo 13 miliardi. La disfatta di Harris che accusa Biden a grandi responsabilità. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso c'è una breve sosta, vediamo le previsioni meteo e poi il primo dei nostri ospiti. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità su gran parte del nostro territorio, eccetto su parte del sud Italia, dove segnalo qualche rovescio. Infatti in dettaglio in Sicilia sono attese condizioni a tratti di variabilità per la giornata di giovedì, con qualche piovasco non escluso nel corso della giornata, ma non mancheranno comunque anche delle pause asciutte e delle schiarite. Venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi, clima mite con punte massime fin verso i 24-25 gradi. Poi, dando uno sguardo alla situazione attesa anche per la giornata di venerdì, attesa una maggiore instabilità con cieli nuvolosi e delle precipitazioni a carattere sparso, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Temperature massime che saranno comprese tra i 22 e i 24 gradi. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Giovedì mattina parliamo di caro voli, lo facciamo oggi con Carmelo Carì, che è il vicepresidente di Confconsumatori. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Un tema che a questo punto dell'anno grosso modo si ripresenta sempre, poi magari in tarda primavera quando siamo vicini a Pasqua, e poi quando siamo praticamente nei momenti di alta stagione c'è sempre qualche cosa che capita, ma che sappiamo qual è il sistema. Noi abbiamo più volte parlato, a un certo punto questi algoritmi praticamente, fra virgolette, impazziscono, però qual è il risultato? Il risultato è che ci sono degli aumenti significativi e importanti per chi magari vive fuori oppure studia fuori per rientrare nella nostra terra. Però la Regione da parte sua come ha fatto, continuerà a fare, sta cercando di fare, perché c'è un rimborso che dovrebbe raggiungere una forbice tra il 30 e il 50%, e non solo per gli studenti ma per tutti i residenti in Sicilia. Sì, diciamo che attualmente il rimborso previsto è quello del 25% per tutti i residenti. Poi vi è un ulteriore 25% del prezzo pieno del biglietto pagato che spetta a coloro che hanno determinati requisiti, e cioè coloro che sono in una condizione di disabilità e con invalidità a meno del 67%, gli studenti
e le famiglie con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. Attenzione, perché prima era 9.000, adesso è stato, da marzo di quest'anno è stato esteso a 15.000, quindi magari qualcuno potrebbe pensare che ci sia ancora il vecchio limite. Questo è quello che spetta attualmente. La Regione in questi giorni, ieri, avantieri, ha annunciato la possibilità di ottenere degli ulteriori di aumentare, ecco, la percentuale di rimborso. Noi, diciamo, siamo contenti perché da un lato era una richiesta che avevamo espressamente formulato come consumatori, e quindi però ci auguriamo che questa percentuale di rimborso non sia irrisoria, perché altrimenti sarebbe una beffa, una mezza beffa. La questione è che questo è un problema che va risolto in maniera strutturale, perché la Regione fa degli interventi tampone di fatto, cerca di rimediare a quello che si presenta di volta in volta. Sì, certamente, infatti noi abbiamo sempre sostenuto che questa scelta della Regione di intervenire bisognava salutarla positivamente, perché certamente era un primo intervento che garantiva, però è chiaro che il problema deve essere risolto a monte, perché non può sussistere la possibilità che le compagnie, in occasione certamente delle festività, delle vacanze, eccetera, fanno a gara a chi pratica il prezzo più alto sostanzialmente. Quindi c'è un'indagine anche dell'antitrust da questo punto di vista, che ci auguriamo si possa risolvere, diciamo, definire al più presto. È un problema antico, sempre attuale, e questo significa che il famoso algoritmo di cui parlavamo prima è sempre in agguato, piuttosto che essere disattento. C'è una questione però, sì, tanta buona volontà da parte della Regione, sta cercando di limare questi contributi, però c'è anche un problema dei tempi per ottenere i rimborsi, no? Sì, certo, come sempre lacci e laccioli vanno in danno dei consumatori. Delle segnalazioni che abbiamo avuto in tutto questo periodo, diciamo, di prima applicazione del provvedimento, quindi sostanzialmente del 2024, tanti passeggeri ci hanno segnalato un ritardo nei rimborsi. E dall'altro anche in questo momento una situazione di stallo, perché il numero di richieste di rimborso ha superato quelle effettive, e quindi da questo punto di vista sarebbe opportuno fissare dei paletti, anche perché i decreti, quando si tratta di fissare il termine alle compagnie, determinano il tempo di 30 giorni entro cui pagare. Quando si tratta di rimborsare invece i consumatori, appunto, vale la regola, pagherò se potrò. Dall'altro punto di vista bisogna capire e evidenziare che le compagnie che hanno stipulato una convenzione con la Regione sono soltanto due, e cioè ITA e Air Italia. Le altre non hanno a oggi, quindi chi vuole ottenere il rimborso con queste compagnie deve accedere al sito, e molte volte ci sono stati anche dei problemi sul sito. Sì. Avvocato, c'è un problema, un altro tipo di problema, c'è un problema legato alla obbligatorietà di acquistare un biglietto di tratta unica, cioè senza scalo. Quindi magari uno non trova il biglietto diretto, il volo diretto, e acquista poi chiaramente un volo con scalo. Lì non c'è possibilità di avere rimborso. Allora, diciamo che nel momento il problema poteva sussistere, a mio avviso, poi bisogna vedere caso per caso, nel momento in cui nella fase iniziale i provvedimenti riguardavano gli aeroporti
di Roma e Milano, cioè da qualsiasi aeroporto siciliano e per qualsiasi aeroporto siciliano con gli aeroporti di Roma e Milano. Dal marzo di quest'anno è stato esteso a tutti gli aeroporti d'Italia, quindi voglio dire, poi anche volendo fare un doppio biglietto posso beneficiare dello sconto sia nell'uno che nell'altro caso. Insomma, questo aspetto è stato... Nessuno diciamo, anche se poi mi verrà detto che io non sono residente, quindi dico, per essere molto chiari, è una delle questioni che abbiamo sollevato, perché all'interno dell'osservatorio diciamo, ci sono anche delle opportunità di confronto per fare delle proposte alla Regione, e quindi stiamo cercando di affrontare queste come altre questioni che sono venute fuori in sede di applicazione e che i consumatori spesso ci hanno segnalato. Allora, osservando in questi giorni i costi medi dei biglietti per rientrare per il periodo di Natale, attenzione, quindi siamo sotto le feste, si evidenzia come il prezzo medio sia intorno a 500 euro. Facciamo una media di 500 euro, perché varia. Un Milano-Catania da 520 a 586 euro, una Milano-Palermo tra 416 e 579, quindi quella è, diciamo, grosso modo la cifra. Indubbimente una spesa importante, perché se è una famiglia che deve affrontare questo viaggio è davvero un esborso significativo e notevole. Le volevo chiedere, quando si fa la richiesta del rimborso, ci sono delle difficoltà, si incontrano delle difficoltà? È semplice fare questa richiesta? Allora, bisogna registrarsi al portale della Regione e poi accedere naturalmente o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. È vero che andiamo avanti verso un'epoca sempre più digitale e quanti più consumatori sono in possesso di SPID o di carte d'identità, però ci sono quelle persone anziane, dei vecchi, che magari non hanno, e per esempio abbiamo avuto durante quest'estate moltissime segnalazioni ancora oggi diciamo, di passeggeri che avevano tentato di accedere, di avere il rimborso per il proprio genitore che non è in possesso dello SPID o della carta d'identità elettronica, e non potevano accedere perché non potevano chiedere rimborso per il proprio familiare perché il sistema non lo consente. Quindi certamente questa è una difficoltà oggettiva, e quindi bisognerà prima o poi, attraverso degli interventi, prevedendo ad esempio che un familiare, comunque un delegato, perché teoricamente potremmo anche noi come associazione dei consumatori assisterli e aiutarli nel fare la richiesta, ma basterebbe comunque un familiare delegato che possa procedere, accedere con il proprio SPID e chiedere rimborso. Queste sono delle questioni che mi auguro al più presto vengano affrontate e risolte, perché basterebbe poco con un piccolo intervento sul portale per consentire anche queste cose. Naturalmente, sia chiaro, il rimborso è massimo, il 25%, ma il rimborso massimo è 75 euro, quindi rendiamoci conto che di fronte a prezzi alti il rimborso ha comunque un limite. Anche questa è una questione che noi abbiamo sollevato. Riteniamo che il rimborso debba essere anche, come detto massimo, maggiore, ma la questione, perché altrimenti noi continuiamo a inseguire le compagnie che aumentano i prezzi, ben sapendo che con questo sconto possono in qualche modo portare i consumatori a acquistare. Prima di salutarci, l'intervento della Regione copre, diciamo, il periodo delle feste? No, tutto il periodo, diciamo, è tutto fino al 31/12/2024. Il periodo delle feste intendevo io, Natale. Perfetto. E siamo quasi vicino a Capodanno. Sì. Al 31/12, anzi dal 1° di gennaio, che cosa succede? E questo sarebbe bello saperlo. Allora, è chiaro che se la Regione ha imboccato, noi ci auguriamo che possa anche questa misura essere messa in atto nel 2025. Ad oggi non abbiamo nessuna certezza né nessun provvedimento che garantisca che anche nel 2025, noi riteniamo che ci sarà un altro decreto che fisserà anche per il 2025 questa opportunità per i siciliani.
siciliani, ma lo Stato purtroppo tutto diciamo, è incerto. Ecco, formalmente, per essere molto chiari, oggi come oggi i siciliani non hanno la certezza che anche nel 2025 avranno il rimborso. Poi naturalmente ci auguriamo che avvenga qualcosa entro la fine dell'anno. Diciamo che il rimborso non è la soluzione. Non è, lo abbiamo detto sì, sin da quando la Regione ha istituito l'osservatorio e all'interno è venuta fuori questa ipotesi. Noi abbiamo detto è un intervento parziale, è un intervento, bisogna accoglierlo positivamente perché comunque dà una prima risposta alle esigenze dei consumatori siciliani, però dobbiamo capire non affronta la questione alla radice, e il problema è affrontare e risolvere la questione alla radice. Significa evitare che le compagnie aeree continuino a saccheggiare le tasche dei siciliani. Questa è la verità. Grazie a Carmelo Carì, che è il vicepresidente di Confconsumatori. Il tema, l'argomento, diciamo, immagino riserverà altri capitoli e noi torneremo ad occuparcene anche con l'avvocato Carmelo Carì. Grazie ancora per essere stato questa mattina con noi a Buongiorno Sicilia. Fra poco parleremo di salute, restate con noi, parleremo di quelli che sono, diciamo, quella che è la prevenzione che soprattutto gli uomini, i maschietti, devono fare con una maggiore attenzione. Allora, adesso parliamo di salute, prevenzione in particolare. Buongiorno al dottore Antonio Salvaggio, che è responsabile della urologia di Humanitas dell'Istituto Clinico Catanese. Buongiorno. Dottore. Diciamo, la prevenzione è possiamo dire fondamentale? Beh, la prevenzione è centrale in qualsiasi patologia, soprattutto nelle patologie oncologiche. Cioè, la prevenzione cambia il percorso che il paziente fa. Identificare un tumore agli stadi iniziali significa non curare soltanto il tumore, ma nella maggior parte dei casi significa anche guarirlo, quindi rendere il paziente libero dalla malattia per sempre. Questo secondo me è un dato centrale. Il mese di novembre, questo mese, è il mese della prevenzione, però dobbiamo dire che la prevenzione non va fatta soltanto a novembre. Non c'è dubbio. Certo, l'occasione serve per ricordare agli utenti, ai pazienti, che bisogna pensare alla prevenzione, ma la prevenzione fa parte del bagaglio culturale di ogni medico. Da noi non esiste un paziente che viene visitato e che non venga come dire, edotto su quella che deve essere la prevenzione nel suo percorso di salute. E la cultura della prevenzione a che punto è? La cultura della prevenzione sta facendo grossi progressi perché i pazienti sono molto più informati, e poi soprattutto perché ormai la prevenzione riguarda anche un tema secondo me importante, che è quello genetico. Più avanti andiamo con la ricerca, più comprendiamo che molti tumori hanno sicuramente una predisposizione genetica, e quindi non esiste, come dicevo prima, un malato che viene fuori da una visita urologica in cui non si fa un'anamnesi familiare e quindi in cui non si ricostruisca un po' l'albero genealogico patologico dei familiari, perché l'impatto della genetica sta avendo un grande ruolo nella prevenzione. E prevenzione in quel caso significa sapere che il paziente già ha un rischio elevato di maturare un tumore e di conseguenza attenzionarlo ulteriormente per identificarlo in uno stadio precocissimo di malattia. Il tumore alla prostata, adesso di questo parliamo, è, diciamo, quello più diffuso tra gli uomini? Sì, è il tumore più diffuso tra gli uomini e la sua incidenza aumenta perché probabilmente è un tumore molto correlato all'età e quindi aumenta anche il numero di pazienti, di nuovi casi l'anno. Quello che c'è da dire sul tumore alla prostata è che è molto importante, affinché la gente lo affronti anche con coraggio, è che il tumore alla prostata è molto eterogeneo. Ci sono dei tumori molto aggressivi, tipici delle persone più giovani, e ci sono dei tumori indolenti che alle volte non è necessario neanche trattare. Quindi quando si ha una diagnosi facciamo attenzione di cosa stiamo parlando, perché si può benissimo convivere con il tumore alla prostata senza necessariamente trattarlo e quindi fare una sorveglianza attiva. Questo è fondamentale. Quando bisogna
cominciare a fare questa sorveglianza come prevenzione? Beh, lì direi che dopo i 50 anni, visto che è un tumore correlato all'età, è il momento specifico da cui partire. Io consiglio comunque a pazienti che hanno una familiarità al tumore alla prostata di iniziare i controlli, soprattutto col PSA e le visite, dopo i 45 anni, quindi per avere anche un punto di partenza, per studiare nel tempo lo sviluppo di eventuali patologie prostatiche. Perché l'età si abbassa, questa età si è abbassata? Si è abbassata perché noi siamo capaci di identificare prima il tumore. Esattamente. Quindi la ricerca in questo senso è fondamentale. È fondamentale, ripeto, fondamentale è la storia familiare del paziente, fondamentale è identificare le categorie più a rischio in modo tale da iniziare una prevenzione prima. Quindi il giovane 45enne che ha avuto il papà o il nonno affetto da tumore prostatico o la mamma affetta da tumore alla mammella, perché ci sono delle correlazioni genetiche, è un po' più a rischio rispetto alla popolazione normale a sviluppare questo tumore. Allora, questa è la prevenzione. Uno screening in generale invece, insomma, tendenzialmente siamo presi da tanti pensieri. Forse non consideriamo quello importante per la salute, ma ogni quanto dovremmo fare uno screening? Beh, anche lì dipende dalla familiarità e dai fattori che abbiamo detto prima. Generalmente la cadenza è annuale, quindi col PSA e una visita di controllo annualmente sono sufficienti per, diciamo, liberarsi dal pensiero della prostata, ecco, sostanzialmente. Anche perché insomma sono dei fastidi che si avvertono, no? Sì, però facciamo anche attenzione a questo: il tumore alla prostata può coesistere anche con l'ipertrofia prostatica benigna, che è quella che dà i fastidi dopo i 50 anni, e quindi non sono due cose che si escludono. Il tumore alla prostata è silente, quindi non pensiamo che non abbiamo disturbi e allora non abbiamo il tumore. Non sono due fatti correlabili, perché il tumore dà sintomi soltanto quando è molto avanzato. Ecco perché la prevenzione è fondamentale. E ripeto, non c'è correlazione fra i sintomi e il tumore prostatico. Il tumore prostatico è muto nella maggior parte dei casi, o a questo si sovrappone una componente di iperplasia prostatica che dà i sintomi classici dell'ipertrofia prostatica. Mentre noi stiamo chiacchierando, i nostri amici da casa stanno vedendo delle immagini. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che oggi, diciamo, la tecnologia, la scienza viene in aiuto a voi che operate, che intervenite, ma viene in aiuto anche al paziente. Sì, viene in aiuto anche ai pazienti che vivono anche fuori dal nostro continente. Mi spiego meglio: la tecnologia robotica ha avuto in questi ultimi anni un'evoluzione straordinaria, nel senso che oggi è possibile operare da un ospedale usando la console in un altro emisfero. Quindi è stato recentemente pubblicato un video in cui un chirurgo a Bordeaux ha operato un paziente a Beijing, in Cina. Questo cosa significa? Che la precisione della chirurgia è elevatissima. Vedete in questo modo come riusciamo a trattare patologie oncologiche molto gravi, minimizzando quello che è il trauma per il paziente, appunto con la chirurgia robotica, che avrà ancora delle evoluzioni ulteriori nel corso dei prossimi probabilmente mesi. È poter operare, poter intervenire con questi interventi riduce anche l'invasività, mi passi il termine, no? Anche nello stesso intervento, le conseguenze che poi si hanno dopo l'intervento. Chiaramente ogni intervento viene commisurato all'entità della malattia, quindi la demolizione chirurgica dipende anche dall'aggressività della malattia. E ritorniamo al vecchio discorso: preveniamo, troviamo tumori in stadio molto iniziale, possiamo fare una chirurgia estremamente delicata. Questa chirurgia, questa metodica robotica ci consente di essere estremamente precisi nelle dissezioni, e quindi il risparmio dei nervi dell'erezione è una cosa molto semplice da attuare, chiaramente soltanto in patologie iniziali, e quindi è tutta una correlazione. Quindi questa è una macchina che ci consente di fare una chirurgia mirata sul paziente e sul tipo di malattia. Allora, chiudiamo
diciamo, con il discorso con cui abbiamo aperto, la prevenzione. Sì. Nel senso, questo mese bisogna approfittare di questo mese, ma in generale bisogna fare prevenzione. Non c'è dubbio, no, ma bisogna entrare nella mentalità, cioè farla diventare un'idea come dire, continua nella salute personale, insomma. Cioè deve essere, è come dire, io prendo la pillola per la pressione, io devo anche prevenire eventualmente altre patologie. Grazie al dottore Antonio Salvaggio, che è responsabile della urologia di Humanitas, Istituto Clinico Catanese. Mi raccomando, pensate alla prevenzione. Noi ci fermiamo pochi minuti e poi apriremo un collegamento con Don Fortunato Di Noto per temi importanti da un punto di vista sociale. La devianza giovanile è legata anche a tanti altri fatti, anche di cronaca molto recenti. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso un altro capitolo della nostra mattinata, quello legato alla devianza giovanile, al cyberbullismo, alle baby gang, alle risse. Sono tanti i temi che sono legati ai giovani. La diocesi di Acireale in questi giorni ha organizzato un ciclo di incontri liberi di pensare. In uno di questi incontri, cioè quello di oggi, interviene il nostro ospite, che è Don Fortunato Di Noto, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie Don Fortunato. Dicevo che il tema della devianza giovanile è di grande attualità. Ogni giorno ci sono notizie che riguardano in particolare i minori, che possono essere diciamo su tanti aspetti, riguardano tanti aspetti. Lei si occupa di combattere la pedopornografia, i minori che vengono abusati, però il tema della devianza è di grande attualità. Ieri c'è stato, l'altro ieri in realtà, in provincia di Enna, questo episodio di questa giovanissima che si è tolta la vita, forse perché istigata, spinta al suicidio da un video probabilmente che girava, che la riguardava. Non lo sappiamo, ci sono delle indagini, la procura ha aperto un'inchiesta, però c'è questo disagio giovanile che è sempre più forte, si vede forte. Ma quando noi pensiamo ai giovani, pensiamo alla fascia più debole, più fragile, più vulnerabile, e molto probabilmente sì, attribuiamo sicuramente ai giovani degli atti che a volte sono esecrabili anche tra di loro, la incapacità di tolleranza, di accoglienza del diverso, dell'altro. Però molto probabilmente il problema è a monte e dentro il problema. Oggi sappiamo benissimo, non è che lo dico io, ma abbiamo una catastrofe educativa. Forse ancora non abbiamo preso sul serio questa terminologia, questo pugno che arriva allo stomaco, questa catastrofe che sta vivendo il mondo giovanile in tutto il mondo, cioè non è legato soltanto alla nostra Sicilia o eventualmente a situazioni legate di deprivazione o di marginalità o di periferie. Le periferie esistenziali avvengono anche nelle famiglie bene, nelle famiglie che hanno, come dire, la possibilità di avere maggiore opportunità di indirizzare nell'educazione i propri figli. Educare, voi sapete benissimo, significa tirare fuori le cose belle che uno ha dentro. Ovviamente, probabilmente, quando qualcuno fa emergere più altro azioni di male, azioni cattive, è perché non abbiamo aiutato a indirizzare bene la propria esistenza, a sognare. È una società che ci ha rubato i sogni, è una società che ci ha rubato il futuro, è una società non più liquida, come direbbe Baum, ma gassosa, e quindi molto più pericolosa di quanto poteva essere liquida questa società. Allora voi capite che non è un dire. Io, essendo parroco di una parrocchia di periferia ad Avola, faccio il parroco da tutta la vita sacerdotale, e anche lì a volte mi pongo tante problematiche, resto accolgo i bambini, li battezzo, li accompagniamo con il catechismo, però molti o alcuni deviano,
cioè nel senso fanno strade dove le prospettive certamente non sono quelle delle migliori, ma per fortuna possiamo vedere sempre un barlume di luce nella loro vita, cercare di dare una possibilità nuova. La vicenda dei 2 giorni fa, che non è legata, molti giornali, molte stampe, agenzie ha detto di origine araba questa ragazza, ma non è il problema di quale origine appartenga, anche se è una identificazione della famiglia sicuramente, però è anche vero che è triste pensare che una ragazzina di 15 anni, in un certo qual senso una bambina, così come lo definirebbe la Convenzione dei diritti del fanciullo, abbia fatto questa scelta estrema di togliersi la vita. Probabilmente non siamo stati capaci di guardare, di vedere, di ascoltare, di vegliare, di stare attenti anche nel mondo scolastico. Non è che ha la responsabilità il mondo scolastico, che certamente, come ho letto, era una ragazza che aveva ottimi voti, sicuramente integrata, che viveva benissimo con i propri compagni, ma gli stessi compagni eventualmente, se c'è l'ipotesi del revenge porn, e quando un compagno in classe o non in classe vede che la tua amica, la tua compagna è nuda, o perché è stata ripresa nuda, o perché ha fatto dei gesti, e uno che fa? Si mette a ridere, si mette a sghignazzare, o dovrebbe eventualmente segnalare per cercare di aiutare. L'esposizione del nudo, l'esposizione di sé dei ragazzi nei social è veramente molto pericoloso. Noi non sappiamo più come dirlo, con la polizia postale, con Meter, che cerchiamo di dare attraverso la nostra azione contributi sostanziali per quanto riguarda la pericolosità delle esposizioni di sé. Certo, è un problema serio, è un problema molto serio. Le dico l'ultima, tenga conto che un'università tedesca ha fatto un grosso lavoro scientifico e ha dichiarato che nel mondo soltanto lo scorso anno 320 milioni di minori hanno avuto comunque problemi di adescamento, di revenge porn, di pedopornografia online. 320 milioni di minori nel mondo. È una cosa paurosa che non può non farci riflettere, ecco, nell'agire a punto di vista educativo, con programmi mirati, non a pezzetti, come si dice, a macchia di ghepardo. Qui è un problema di prendere sul serio i nostri giovani, che sono la bellezza dell'umanità, che sono non il futuro, il presente, perché sono qui in mezzo a noi, che hanno bisogno di essere amati, accompagnati, sostenuti, con punti di riferimento certi. E quindi quando mancano i punti di riferimento significa che mancano, tra virgolette, i tutori, i genitori che dovrebbero essere autorevoli per accompagnarli in questo percorso. Don Fortunato, la nostra regione assieme ad altre come la Campania, Lazio e la Puglia sono quelle che segnalano, evidenziano come il cyberbullismo sia in crescita. Questo è un dato perché, dicevo prima, il fenomeno riguarda anche la vita reale, ma c'è la rete dove si annidano moltissime insidie. Il cyberbullismo è quello che viene dai social, che viene dai device, che viene attraverso, diciamo, internet. C'è una trasformazione, cioè i ragazzi oltre a vivere diciamo, la vita reale, e si dilettano, non si capisce perché, per quale motivo, molte volte a creare delle risse senza apparenti motivi, poi si accaniscono contro quelli che ritengono più deboli attraverso questi sistemi, questi strumenti. Ma i sistemi digitali e soprattutto la comunicazione digitale è sempre invasiva e sempre, particolarmente se non gestita nel migliore dei modi, come tutte le cose, diventa pericolosa. La sicurezza dell'utilizzo dei mezzi digitali, delle nuove tecnologie, chiamiamole così, deve essere al primo posto. Cioè, quando esisteva la cosiddetta educazione civica, dove imparavamo, cosa che non si fa più, la
Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche ci portavano da bambino a fare i piccoli vigili urbani per il codice della strada. Io credo che oggi più di ieri, lo ripeto, immaginate ora con l'intelligenza artificiale che cosa sta succedendo, è incontrollabile, e se non la controlliamo, direbbero i guru, ma non soltanto i guru ma anche Papa Francesco, è la distruzione dell'umanità. Poi bisogna saper gestire questi mezzi di comunicazione, ma i mezzi di comunicazione sono asettici ma diventano vivi nel momento in cui tu lo utilizzi, e dipende come tu lo utilizzi. Puoi offendere, puoi denigrare, puoi distruggere la vita di una persona. La violenza digitale non è una fantasia, non è una cosa virtuale, impalpabile, è una cosa che incide profondamente, seriamente nella vita reale delle persone. Voi immaginate se io dovessi mandare delle foto di bambini o di adolescenti che sono stati abusati o indotti all'abuso sessuale. Quello è una violenza ripetuta, è un dramma che è sotto gli occhi di tutti, e non possiamo non cercare di adottare tutte le vie necessarie per poter sostenere questa situazione. La Sicilia, ad esempio, è vero, il cyberbullismo è in aumento in Sicilia ma in tutto il mondo. Già ho dato quei numeri di questa ricerca universitaria. Noi abbiamo fatto come Meter anche una ricerca importantissima sull'impatto e sul significato dei videogiochi col Dipartimento di Psicologia di Catania. È stata pubblicata su una delle più importanti riviste di pedagogia, è una ricerca fondamentale, e anche attraverso i videogiochi noi riscontriamo la dipendenza, riscontriamo luoghi dove è possibile perdere la propria vita, la propria identità, anche se possono essere, tra virgolette, utili. Allora è un impegno di tutti. Io credo che sia necessario mettere in campo, e vi ringrazio, se mi permettete, a voi di Antenna Sicilia, di questo programma, che date voce a qualcuno che è nel campo da più di 30 anni e cerca di dare o di fare il possibile, sia come uomo, come cittadino, come cristiano, come prete. Ecco, noi cerchiamo di fare la nostra parte, e la diocesi di Ceriale oggi pomeriggio alle ore 19 all'archivio storico della diocesi terremo questo incontro per cercare di parlare della vita, ecco, con pensieri liberi, dove si può dire che qualcuno può scegliere la via buona per fare cose buone, e certamente parleremo anche di questi fenomeni che coinvolgono tutti, dalla famiglia alla parrocchia, alla scuola, alle agenzie educative, alle società sportive, cioè, perché dove ci sono i bambini c'è bellezza, però dall'altra parte ci deve essere anche cura e soprattutto protezione. Grazie Don Fortunato Di Noto, buon lavoro per quello che fa ogni giorno, ogni istante diciamo della sua giornata, della sua diciamo attività. Grazie e buon lavoro ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Ci fermiamo, guardiamo le pillole di Almanacco e poi andremo a scrutare le stelle. Oggi, 7 novembre, si celebra la Giornata Mondiale della Fisica Medica. La data è stata scelta in onore dell'anniversario della nascita di Madame Curie, considerata fondatrice della fisica medica grazie alle scoperte nell'ambito della radioattività, che le valsero il premio Nobel nel 1903, il primo per una donna nella fisica. I fisici medici svolgono un ruolo fondamentale nei piani di terapia di radiologia medica per ridurre al minimo l'esposizione del paziente, ma anche degli operatori sanitari durante gli esami diagnostici. Ma è possibile definire una lunghezza in riferimento a un tempo? Sì, è possibile, e si tratta dell'anno luce, definito come distanza percorsa dalla luce in un anno, e si possono utilizzare anche delle unità più piccole come i minuti luce. La luce si sposta a 300.000 km al secondo, quindi un anno luce equivale a circa 9.500 miliardi di chilometri. Ad esempio, il Sole si trova a 150 milioni di chilometri dalla Terra, che equivalgono a circa 8,3 minuti luce.
Pillole di almanacco, ma anche di educazione scientifica, diciamo così. Adesso invece guardiamo le stelle. Buongiorno Marco. Oh, benissimo, Buongiorno. benissimo. Grande tazzino, un grande messaggio di buona mattina anche. Esatto. E nel linguaggio più appropriato, visto l'argomento che oggi voglio trattare. Ebbene, proprio da grande attenzione chiaramente per il 45esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Avevo peraltro predetto che avevo dato per vincente Kamala Harris e invece no, specificando che Giove in gemelli, Trump è in gemelli, Giove pianeta del successo, è un pianeta però in questo momento retrogrado, quindi tutto quello che nell'ultimo anno prima del suo nuovo mandato a presidente è accaduto, quindi l'attentato, quindi l'essere al centro di scandali e di capi d'accusa per 35 imputazioni e roba del genere, sono tutte cose che il grande Giove fa succedere quando invece non è ben disposto. Giove è pianeta della grandezza, dell'espansione, per cui non ha portato bene sicuramente ai gemelli o comunque al presidente Trump nell'ultimo anno, ma pare gli abbia regalato, anche se ancora non si è riattivato in modo diretto, la carica di presidente. Giove in gemelli significa che anche Bilancia e Acquario sono più fortunati. Giove è il pianeta più regale del zodiaco e come re dell'Olimpo ha una carica imperiosa. In bocca al lupo quindi al nuovo presidente degli Stati Uniti, augurandogli di fare un buon lavoro e di prendersi sempre un keep calm and have a coffee every day. Allora, oggi le stelle passano una luna da Capricorno ad Acquario, incrociando anche il misterioso Plutone, per cui fantasia e originalità che tendono un po' a sdrammatizzare i segni d'aria, che sono Gemelli, Bilancia e Acquario appunto. I Terra ne godono pure, Toro, Vergine e Capricorno, in maniera un po' diversa, ovvero lasciando un po' perdere tutto ciò che non può essere realizzato, ma godendo invece delle cose più positive per Toro, Vergine e Capricorno. Mentre invece gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci godono di questa luna in una maniera stimolante, creativa e più artistica, in particolare i Pesci, che ne godranno oggi in una maniera più significativa. Ariete, Leone, Sagittario e Fuoco oggi non cedono, non retrocedono, ma hanno bisogno di complicità e sostegno, in particolare Ariete e Sagittario. Leone oggi un po' di luna contro, quindi in serata un po' di nervosismo, nulla di grave. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, grazie, ci rivediamo con te domani. Intanto una piccola pillola ancora dai quotidiani. Con Due pilloline. Vabbè. Allora, intanto dopo la serie su Avetrana, adesso arriva anche la serie sulla morte di Meredith Kercher. Stiamo parlando del delitto di Perugia, però questa è la cosa singolare. Questa serie è prodotta dalla stessa Amanda Knox, che ricordiamo era stata arrestata appunto per l'omicidio di questa studentessa inglese assieme a Raffaele Sollecito e a Rudy Guedè, e si chiamerà Blue Moon. Si gira a Perugia, serie Disney appunto su questo omicidio prodotto dalla Knox e da Monica Lewinsky. Pensa, la parola alla difesa, perché la Knox è stata protagonista di diverse serie, comunque film appunto su questo delitto. La vediamo per esempio qui, però chiaramente questa è la parte sua, quindi dove non dovrebbe uscirne come la cattiva della situazione. Ci fu un documentario su Netflix. Il film si chiamava Murder on Trial in Italy con Hayden Panettiere, e poi c'era stato un altro film di Winterbottom con Cara Delevingne che vediamo in questa foto, si chiamava Meredith, The Face of an Angel, e poi un grande ritorno nella musica, siamo in Italia, Amedeo Minghi che torna con un nuovo album, si chiama Anima Sbiadita, e dice: mi piacerebbe ritornare a Sanremo. E ancora, basta ironie, svelerò tutta la filosofia dietro il trottolino amoroso. Oh, scopriremo allora. Bene, grazie Emanuela, appuntamento a domani come sempre con Buongiorno Sicilia. Ci lasciamo con l'accadde oggi. È il 7 di novembre del 1967, nasce
c'è David Guetta, che è famosissimo disc jockey, DJ, che ha scritto tanti successi. Uno di questi si intitola I Got a Feeling, che significa ho una sensazione, e è stato composto per i Black Hat.